Buonasera, benvenuti a Focus TG che si innesta nella nostra edizione straordinaria. È da questa mattina che vi raccontiamo cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. La notizia più importante del giorno è quella che arriva dalla regione, ovvero che è stato varato un piano per gestire l'emergenza. Questo piano si va a comporre delle seguenti azioni. Ve le leggo direttamente dal sito della regione. Gli obiettivi specifici del piano, ci fanno sapere, sono individuare tutti i possibili casi sospetti, probabili e confermati, disporre per tutti i contatti le misure di quarantena e isolamento domiciliare fiduciario, rimodulare l'attività dei dipartimenti di prevenzione a sostegno dell'emergenza Covid-19, screenare tutti i dipendenti del sistema sanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti, gli operatori delle strutture per non autosufficienti, al fine di potenziare la sicurezza degli stessi e degli assistiti. Infine, individuare positivi in categorie di lavoratori dei servizi essenziali. Per farlo, la strategia che verrà seguita punta alla massima efficacia delle azioni, ovvero tamponi, tantissimi tamponi in tutti i settori che potranno fare finalmente luce sul numero esatto di casi positivi, di asintomatici. Sappiamo che sono in arrivo i numeri, i dati relativi alla giornata odierna, ve li daremo nel corso dei telegiornali, quindi state con noi, ma sappiamo che ci sono anche in corso continuamente controlli da parte delle pattuglie di tutte le forze dell'ordine che stanno verificando i famosi furbetti che se ne vanno fuori casa. Anche oggi una pioggia di denunce. Andiamo a sentire per esempio cosa è successo a Vicenza. Continuano, nonostante le sanzioni, l'inasprimento dei controlli, le violazioni al decreto del governo e all'ordinanza regionale. 11 le persone sorprese nella giornata di domenica dalla polizia locale a spostarsi senza un valido motivo in città e nei quartieri, su oltre 200 controlli eseguiti tra automobilisti, pedoni e gestori di esercizi pubblici e attività commerciali. 13 invece quelle denunciate dai carabinieri in provincia e città, diversi quelli pizzicati a fare jogging a più di 200 metri dalla propria abitazione, altri sono stati trovati fuori comuni di residenza a fare carburante in distributori a loro dire più convenienti. C'è chi, con la scusa dell'allarme scattato nel negozio, sono usciti fuori comune per fare una passeggiata col cane. E questa emergenza legata al coronavirus sta cambiando naturalmente anche le abitudini di tutti noi e quelle che sono le gestioni del vivere quotidiano. Si parlava nelle scorse ore della necessità di portare avanti, anche grazie ai decreti che sono stati emanati, quelle che sono le cose essenziali della vita dei cittadini, quindi forniture di acqua, luce, gas, corrente, ma anche la raccolta dei rifiuti. Abbiamo per esempio da Belluno un'informazione su come cambierà la gestione in quell'area montana. Per le persone che sono infettate Covid o che sono in quarantena, queste persone non dovranno più fare la differenziata, dovranno raccogliere i loro rifiuti in dei sacchetti doppi. Anche la raccolta differenziata dei rifiuti si adegua all'emergenza coronavirus e alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità adottate dall'autorità di bacino. Nulla cambia per i non positivi, spiega l'amministratore unico di Bellunum, la società pubblica che si occupa dei servizi di igiene ambientale per i comuni di Belluno e Limana e Borgo Valbelluna per la frazione di Trichiana. Diversa è la modalità per i rifiuti prodotti dai nuclei familiari all'interno dei quali vi sia un soggetto positivo al Covid-19. In questo caso i sacchetti ritirati previo contatto telefonico saranno destinati all'incenerimento. Per tutti, invece, l'indicazione di conferire nel secco, in un involucro separato, mascherine e guanti. Nei comuni serviti da Bellunum il servizio di igienizzazione è partito in anticipo rispetto all'emergenza. Siamo già partiti con le igienizzazioni delle strade e di alcune zone della città. Le pensiline degli autobus sono state già igienizzate, le campane vengono igienizzate costantemente attraverso un sistema di lavaggio automatico delle campane. La pulizia riguarderà presto anche Ringhiere e Corrimano, che sarà eseguita con sistemi di autolavaggio portatili. Da ultimo una notazione importante che riguarda la proroga della fatturazione del mese di febbraio con scadenza al 31 marzo, che è stata spostata al mese di giugno. Una decisione assunta d'intesa con il comune di Belluno per evitare che i cittadini si muovano per andare a pagare le bollette dei rifiuti.
Quindi avete visto anche questa decisione, questo era in particolare il comune di Belluno, questa decisione è stata fatta per agevolare i cittadini e naturalmente fare in modo che il consiglio, la richiesta, l'imperativo di questi giorni, ovvero state a casa, possa essere rispettato da tutti senza problemi di alcun tipo. Abbiamo visto sono sempre di più i servizi che vengono fatti, vengono organizzati nei confronti dei cittadini per tutelarli, per fare in modo che le persone possano rimanere in casa, lavorare da casa. Lo smart working è l'ultima frontiera del lavoro da casa, in modo da non dover andare al lavoro, meno gente sulle strade, e parte questo enorme screening da parte della Regione che abbiamo già annunciato. Ve ne parleremo nel corso poi anche dei telegiornali stasera, se ne parlerà molto anche nei prossimi giorni, perché partirà una campagna di tamponi a tappeto per verificare soprattutto gli asintomatici, quindi quelle persone che pur essendo positive al coronavirus non denotano alcun sintomo, febbre, tosse, niente delle cose che vengono poi viste da chi va a visitare qualcuno di malato. Grazie a questa campagna si potrà arrivare ad avere un quadro molto più preciso di quello che c'è adesso, che è già molto preciso della situazione del coronavirus in Veneto. Vi lasciamo per qualche minuto, torniamo fra pochissimo con i nostri telegiornali. State con noi.